Un plauso caloroso lo meritano davvero sia gli organizzatori della Venezia Triathlon e Running Club Venezia che i 73 partecipanti tra adulti e bambini che la mattina dell'Epifania non hanno voluto rinunciare alla tradizionale corsa della Befana a Malamocco, che ha così festeggiato sotto una pioggia incessante la sua 46esima edizione la mattina del giorno dell'Epifania. Uno degli eventi più attesi non è stato annullato in città, dopo che l'acqua alta aveva già cancellato la tradizionale regata delle Befane sul Canal Grande. Tra i percorsi di 11 km circa per gli adulti, 800 e 1200 metri per bambini e ragazzi, grazie al supporto dei volontari del Nucleo di Protezione Civile del Lido, Polizia Locale dell'Isola e Croce Verde. E noi di Venezia Triathlon siamo orgogliosi di poterne continuare la tradizione. Nel classico percorso che arriva fino alla spiaggia di Alberoni, attraversa quest'anno la Pineta, poi arriveremo, tornando per la Riviera, torneremo qui a Malamocco. La gara maschile è stata vinta dal vicentino Marco Filippi, portacolori della KM Verona, con il tempo finale di 37 minuti e 25 secondi, davanti al secondo posto ex equo di Andrea Del Tales e Stefano Zennaro. Nel femminile invece è successo pari merito tra Antonella Rosal e Sabrina Cattapan, che in 49 minuti hanno preceduto Anna Vianello. La parola al primo classificato assoluto. Gara interessante, percorso bellissimo tra la spiaggia e la pineta di Malamocco. Non fa troppo freddo, è andata bene, sono contento, abbiamo portato a casa un bel allenamento veloce, grazie agli organizzatori.